50 imprenditori veneti in Carinzia per studiare un eventuale approdo in una terra dove la tassazione è bassa e la flessibilità sul lavoro è massima. Un fenomeno ben conosciuto dai palazzi della politica che a margine di una firma storica di cooperazione tra Veneto e Carinzia affermano con forza nessuna concorrenza tra i due territori. Questi sono imprenditori che io non colpevolizzo, capisco che molte imprese hanno un'unica scelta, o andarsene o chiudere. Certo è che se ne vanno posti di lavoro, abbiamo 162.000 disoccupati. La verità è che la vergogna non la creano questi imprenditori, ma la crea Roma che sta lì a guardare senza agire. Una vergogna per Roma, in Veneto un imprenditore, una tassazione del 68%, in Carinzia il 20-25%, troppo allettante lo spostamento, rincara la dose il governatore della regione austriaca. Si deve capire che indebolire le regioni forti significa indebolire il territorio. Se rafforziamo con un valore aggiunto il sistema di tassazione, i forti saranno in grado di sostenere i meno forti. Un messaggio forte e chiaro per il governo, tenuto conto che dalle aziende venete partono direzione Roma ogni anno 16 miliardi di euro che non tornano indietro neppure in servizi, un incentivo a delocalizzare. 7.000 imprese che se ne vanno dal Veneto, che cos'è se non è una secessione? La secessione la fanno queste imprese che decidono di andare via. Il governo, invece di pensare a nuove ingegnerie finanziarie per tartassare nuovamente i veneti, dovrebbe pensare a risolvere questo problema.